Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle novità del nostro amato club. Guardiamo il video. Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato a Radio CRC con il suo punto chiaro. Il successo del Napoli è incredibile perché nessuno ci credeva. Chi conosceva Antonio Conte aveva detto chiaramente il Napoli arriverà primo o secondo. Ricordo Buffon, Caressa, Biasin. Ma, a parte i tifosi, il Napoli non era considerato tra i favoriti. La favorita in assoluto era, di gran lunga, l'Inter. Gli avversari erano l'Atalanta di Gasperini, reduce dalla vittoria dell'Europa League, la grande Juventus con il profeta del nuovo corso Ciagiu Motta e Giuntoli, che aveva speso cifre enormi. La quarta forza era, ovviamente, il Milan. Il Napoli partiva dal 10° posto e fino alla fine del mercato è stato bloccato da Osimhen. Esordio disastroso in Coppa Italia e debutto catastrofico in campionato contro una squadra che si è salvata per un soffio. Ebbene, questa squadra è stata incoronata campione d'Italia con 21 delle 38 partite giocate in cima alla classifica, con quasi un intero turno senza subire gol, 18 partite senza subire gol. Dai 48 gol subiti lo scorso anno ai 27 di quest'anno. Da segnalare che la difesa non è stata affatto rinforzata, in quanto Buongiorno è stato assente nella seconda metà della stagione a causa di una serie di infortuni. Dall'anno scorso Conte non ha avuto nemmeno Nathan in panchina, che ha fatto molto bene al Betis. Il Napoli, privo di Nathan, ha puntato su Juan Jesus, perché Rafa Marin non era considerato pronto e Juan Jesus ha finito per infortunarsi e ha dovuto giocare con Olivera al centro. In altre parole, ha fritto il pesce con l'acqua prendendo Spinazzola, l'unico giocatore preso a parametro zero che stava per andarsene nel mercato di gennaio. Una difesa che, quindi, ha avuto solo Spinazzola a dare una mano nella difesa del setaccio dell'anno scorso. Nonostante ciò, il Napoli è l'unica squadra del campionato ad aver subito meno di 30 gol. Mettiamo in sequenza questi numeri per dire quanto sia corretto e giusto che il Napoli abbia vinto il campionato. Diamo un'occhiata ai numeri. Sono stati guadagnati altri 31 punti, il che rappresenta un aumento del 60-70%. 82 punti è una quota assolutamente normale per lo scudetto. Anche se da anni non si arrivava a un numero così basso, lo si è visto in diverse occasioni. Nel 2009-10 l'Inter vinse con 82 punti e l'anno successivo il Milan con la stessa quota. Sarri vince con la Juve a quota 83 punti. Sono numeri che parlano della qualità del lavoro di Antonio Conte. Ha detto di ricominciare dalla difesa, perché gli attacchi sono divertenti, ma sono le difese a far vincere i campionati. Parole sacre. I primi leggono la storia e gli ultimi la leggono. Parole sacre. Il gol della vittoria dello scudetto è stato segnato da Billing, nonostante mi abbiano attaccato per aver elogiato quel pareggio. Questo era l'obiettivo del campionato, perché ci siamo andati vicini, anche dopo aver fallito. L'Inter ci ha superato diverse volte, ma l'abbiamo anche raggiunta diverse volte perché nelle ultime 10 partite, prima della 38esima, avevano perso 10 punti. Contro le prime 9 squadre del campionato, l'Inter ha totalizzato 21 punti, il Napoli 30, che è la squadra che ne ha realizzati di più. Hanno vinto lo scudetto sconfiggendo i loro rivali. E lo ha legittimato con i suoi giocatori più importanti sotto porta. Lukaku con 14 gol e 11 assist, non sempre una prestazione di alto livello, ma di altissimo livello. Non parliamo poi di MC Tominay, 12 gol e 4 assist, MVP della serie ha pagato 30 milioni, la metà di Koopmeiners. Vedete come il mondo sta andando all'indietro. De Laurentiis ha avuto la forza di affrontare Conte, è stato autocritico e ha saputo mettersi in secondo piano, ha reso possibile ciò che sembrava impossibile. Ha scelto l'allenatore giusto al momento giusto, dandogli i poteri giusti. Alla fine De Laurentiis è un genio, ha venduto Kvaratskhelia per 70 milioni e ci ha guadagnato comunque. E cosa vuoi dirgli dopo? Le critiche finiscono qui. Lascia un like al video così YouTube potrà segnalarti i prossimi video del Napoli. Grazie. Continuare. Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una serie di interviste, sia calde che fredde. L'edizione odierna del Mattino pubblica altre parole del presidente degli azzurri, sullo stadio e non solo. Stiamo studiando tutte le possibilità per quanto riguarda lo stadio. Da parte mia, ci saranno sicuramente interventi che ci permetteranno di essere all'altezza nei prossimi anni, ma non credo che questo potrà tradursi in qualcosa che ci permetterà di aumentare gli introiti, come accade, ad esempio, con Milan e Inter nelle competizioni internazionali. Penso a uno stadio da 70.000 posti e 120 sale. Il patron del Napoli racconta le sue ambizioni e si lascia trasportare da una confessione sul grande obiettivo del momento, Kevin De Bruyne. Se volevi competere stabilmente con i grandi club calcistici del Nord, dovevi poter ambire al loro fatturato. Cosa ne pensi? Lascia un mi piace e iscriviti.